Un applauso avanti al grande che ci ha invitato qui a questa bellissima festa. Grazie a tutti voi, abbiamo mangiato benissimo, hai bevuto anche. Hai bevuto? Sì, io sì, te non lo so. Partiamo subito con una canzone in dialetto. No. Sì, spieghiamo a quelli che non ci conoscono che noi siamo un po' stonati, però cerchiamo avanti con la nostra allegria, insomma, di portare avanti le tradizioni della nostra terra che è la Lombardia, Milano, e siamo ben contenti di essere qui con gente che anti le tradizioni della loro terra, che è la magnifica Sardegna. Quindi come amici della Sardegna siamo stati invitati anche noi, e adesso dopo aver mangiato il porcetto facciamo la canzone sulla cassera. La cassera, Sì. Una cassera però d'estate, perché adesso l'estate sta arrivando e vediamo cosa succede a mangiare la cassera con 36 gradi. Ok, te la ricordi la canzone? Sì, almeno sì. Vai. Oh yeah! Una cassera d'estate, l'ho mangiata tempo fa, l'ho mangiata, in un'osteria di là. Una cassera d'estate, sa che gabelfridi per digerire. Una cassera d'estate, e una roba de fa, su tre sempre si dà, aiuti da gonfiare. Una cassera d'estate, sa che sul ciupa, e la cassera per i mali di gestione. A mangiare canti una canzone, e la fa è una canzone milanese, della Budiga Rivesi, da fuori gradi 36, alle la mandaggio dal cielo. Ma sulla sole non mi segue, sai, sono il pe. Dai, un applauso di questa canzone, grande colore. Me l'ha copiata anche Mina, che ha fatto una zebra vai, e capi, siamo una cassera d'estate, noi passare la replica, quando finite a mangiare, a tazza sbanda giù da tra, bene piene giù tra e sane, giù tra una cassera d'estate. L'ho mangiato! Dai, una cassera ci vuole, la cassera, dai. Comunque, spiega la prossima, che sarà un altro, quello che ci ha rubato, anche l'altro cantante, quello famoso, riguarda come Dondolo, che ci ha rubato una canzone. Sì, però io dovevo bere un goccino di vino. Devi carburare, bevi il vino, però mi deve carburare, se no è Facciamo un applauso anche al magnifico vino sardo che c'è questa sera. quella, che roba. Ah, ok, subito così. Perché noi siamo cresciuti con i nostri nonni e i nostri nonni ci hanno cresciuto con pane e vino, e allora noi abbiamo fatto il nostro primo inedito che si chiama pane e vino. E dai, sei pronto? Ti manca il pane? Sono un po' agitato, dai. Un po' agitato. No. Pane e vino. Ma la sacata Laura E prima cuccia in filosofia, ti noi da lei per mangiare. e prima ferma la pulizia. In questo mondo senza una
vino, 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 pane, al posto dei biscotti c'è il salame, e vino nascosto in autobus, tu non bastardo, ecco il più, adormi sul pesetto a caterina, se sorge il sole sorgere mattina, avevi in bicicletta la tua porta, disaglia la speranza non è mai morta, e tutti un marzolino da più rimane. Un Basile, da giacchi sul divano e là, non il Mercedes sul non pruve su, però da pesi quasi a più giù, da dischi che cambi no, che cambi mai, vedrai che cambierò se me la dai, e pane, 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 vino, se non ci sta mi butto nel vicino, e vino, 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 pane, sei la più bella tra tutte le tisane, e pane, 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 vino, lei stessa nel barbero vignolino, e vino, 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 pane, le vengo con una bella da salame. Ok, questo qua era il nostro inedito, l'abbiamo scritto noi, anche la musica, anche in collaborazione con Walter. Grazie, il nostro... Un saluto al Bobo che è arrivato adesso. I nostri fasi. Un maturando che deve fare la maturità anche se hai 30 anni. Va, lì, ciao! Adesso facciamo la canzone con cui abbiamo avuto la malaugurata idea di metterci insieme a cantare, che abbiamo eseguito per la prima volta in un lontano karaoke di un paio d'anni fa, e da lì è partita l'idea. Quindi è una canzone a cui siamo affezionati. La vita è bella. C'è chi soffre soltanto d'amore, ma la continua a giocare col cuore. C'è chi un giorno invece ha sofferto, e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto. Ciao! Sbaglia a fare le stesse,
bentornato. Grazie sempre ai nostri fans. Loro ci stanno rimanendo male, vedo le facce già, che stanno rimanendo un po' male, come cantiamo, ma stanno digerendo, ok? Più o meno, dai. Vai, presenta la prossima. Guarda che abbiamo sentito. No? Allora facciamo questa canzone che dedichiamo a uno che è qui a lavorare anche se non è sardo. No, non sei tu Marco, vuoi sempre essere al centro dell'attenzione. Cassenotti, è il Michele che adesso non vedo. Eccolo là, Michele, è per te. Guarda come dondolo. La nostra versione. Se vuoi venire su a cantare Michele, vieni.
Allora, mentre Rudolf scalda un attimo le dita per la sua esibizione, io chiamerei il gruppo di Oristano. Sono se ballo. Il gruppo di Oristano che si esibirà domani sera, ma che questa sera in anteprima ci mangerà di un'anticipazione di quello che ci faranno vedere nella serata di sabato. Io li accoglierei con un applauso, sono in tanti, quindi ci offriranno una coreografia non da poco. Allora facciamo un paio di balli con loro, facciamo un paio di balli, poi è il turno di Rudolf Minuto. Nel frattempo vi ricordo che nello stand qua a fianco al palco trovate i dolci fatti in casa dalle nostre ragazze, non dalle signore che da decenni portano avanti le produzioni, dalle nostre ragazze che hanno assimilato appreso l'arte del preparare dolci tipici sardi, sono fatti con le loro manine. Quindi se avete ancora un buco nello stomaco, ma anche se non l'avete, fatelo, aprite un piccolo barco e andate nello stand della nostra ragazza a prendere i dolci perché sono buonissimi e genuini. Scusate se sembra tutto, ma devo fare l'assistenza pratica. È partito. Facciamo la ora.
Marco Verrizzi di recarsi sul palco per un veloce saluto. Questo è tantissimo le soddisfazioni maggiori. Quando vediamo un'influenza di questo tipo, per noi è la soddisfazione maggiore. È grazie alla vostra partecipazione che noi possiamo andare avanti. La parola al sindaco Marco Verrizzi. Grazie, buonasera a tutti. So davvero che ero venuto qua per godermi questa serata, però saluto che lo faccio volentieri. Un saluto di Magenta attraverso l'amministrazione a tutte le comunità sarde, a tutti i sardi del nostro territorio, rappresentati di una regione bellissima e quindi io ribadisco a una la regione che ho nel cuore, ho visitato tante volte e stasera fate essere qua a scambiarsi anche diversi tipi di cultura, di musica, di dialetto nostro, pensate, eccetera. È una gran bella cosa. Io non voglio interrompere il plano perché è il clima di festa, possono dirvi l'amministrazione qui è con voi e si diverte soprattutto con voi. Non voglio aggiungere altro, un caro saluto a tutti voi da parte di Magenta e della sua amministrazione. Grazie, buon proseguimento. Grazie. Allora facciamo un veloce ballo con il gruppo dei restanti. Poi facciamo velocemente l'estrazione dalla lotteria e poi passiamo agli artisti. Già fatto? Qui farò un po' di pezzi questa sera. Facciamo un applauso a Rudolf Minuto. Scaldiamo un po' l'atmosfera. Un applauso a Rudolf! Non scappate, There was the cycle